Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Gran pezzo davvero. Sophia Ellis Bextor, 22 anni dopo Murder on the Dance Floor, si è ampiamente ripetuta con questo grandissimo Freedom of the Night 2024, gran pezzo che però ricorda molto la disco dance del 1982, poco prima dell'irruzione dell'elettronica, della grande epoca dell'italo disco anni 80. E questa ancora, insomma, mantiene un po' i vecchi stilemi della disco. Gran pezzo davvero. Amiche e amici miei, venendo all'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 889. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 26 di novembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net e soprattutto tenete a mente che fesso chi non legge radiolibertà.net, perché se non leggete radiolibertà.net vi perdete, ahimè, i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, gli articoli
Vittorio Feltri, il Bamba della settimana, le firmissime, e chi più ne ha più ne metta. Quindi fate il vostro gioco, le jeux sont faits, ma ricordate, fesso chi non legge radiolibertà.net. Orbene, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo le nostre coordinate a cui incrociamo 0292947222 per il telefono e 340 670 9659. Saluto in plancia comando il nostro Lawrence Dumbria, che mi permette di proiettarmi ai vostri padiglioni auricolari nonché alle vostre pupille, qualora anziché utilizzare la cara radio utilizzaste, è vero, mamma mia, avete visto che cambio di marcia straordinario? Io veramente stavolta mi batto le mani da solo, che bell'italiano. Stavo dicendo, avete la possibilità di seguirci anche attraverso la radiovisione o, se preferite, la Smart TV, la nostra app, i canali Twitch, YouTube, Facebook, noccioline e caramelle. Ma adesso, come ogni sera, arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Agevoliamo. Il governo, tra le altre misure per stimolare la natalità in Italia, ha stanziato il bonus bebè da 1.000 euro per ogni nuovo nato in famiglie poco abbienti. Premesso che ogni aiuto alla natalità e in genere alle famiglie poco abbienti è benvenuto, si tratta di capire se questo contributo stimolerà le nascite. La mia risposta è no. Le nascite infatti si riducono per motivi antropologici, non economici. Le donne di oggi conoscono la contraccezione e non vogliono ridursi a fare le fattrici. Un ascoltatore mi ha ricordato che sua bisnonna aveva 13 figli, sua nonna 7, sua mamma 5, sua moglie 3 e le sue figlie 1. Contro il crollo delle nascite quindi non c'è che l'immigrazione organizzata. 2 anni dopo il suo arrivo in Italia, l'immigrato che ha lavorato bene, ha una fonte di reddito sicura e non ha commesso reati dovrebbe essere raggiungibile da parenti diretti, coniuge e soli figli. Altre soluzioni non ce ne sono, ma politici e commentatori fingono di non saperlo. Già, politici e commentatori fingono di non saperlo, come sempre implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio alle 18, 16 minuti e 33 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo nel mondo, mentre il nostro orbe terracqueo è vero, vortica nello spazio. Siamo sull'Ansa, arriva una buona notizia al Medio Oriente. L'annuncio sul cessate il fuoco questa sera alle 21, ma il titolo dell'Ansa preciso è, per essere corretti, Medio Oriente Hezbollah, Israele si vendica sui libanesi prima della tregua, l'annuncio sul cessate il fuoco questa sera alle 21. La riunione del gabinetto israeliano è già in corso, G7 sosteniamo l'accordo per il cessate il fuoco in Libano, media raid su Beirut di oggi i più intensi della guerra, le IDF, le forze armate israeliane sostengono di aver colpito 20 obiettivi in 120 secondi. Le pagelle dell'Europa, l'Italia promossa dall'UE sui conti, le stime sono credibili, ok al piano di rientro in 7 anni. Il risico bancario, BPM respinge l'offerta Unicredit, forti preoccupazioni per gli effetti sull'occupazione. L'Ucraina, disertore russo, parla con la BBC, nel febbraio 2022 eravamo pronti a un attacco nucleare. La fotografia dell'Istat, nuove famiglie, più monogenitori, meno coppie con figli. In 10 anni sono diminuite di oltre 1 milione, boom di madri sole. Il rapporto sulla mobilità, il 65% degli italiani sceglie ancora l'auto. Le auto elettriche sono lo 0,54% del totale in Italia e boom di ibride. Verrebbe da dire grazie tante, visto e considerato che ormai sono in vendita quasi del tutto solo vetture ibride. Comunque, la BBC invece apre questa sera con Trump, perché Trump ha già annunciato che nel primo giorno della sua presidenza, quindi il 20 di gennaio prossimo, imporrà una tariffa del 25% sui beni che arrivano da Messico e Canada, più un extra 10% sui beni cinesi.
La Cina e il Messico naturalmente hanno fatto sapere a Trump che non è il caso, soprattutto i cinesi hanno detto: guarda caro Trump, che non ci sarebbe nessun vincitore da una guerra delle tariffe. Inoltre ieri sera si è appreso che il primo ministro del Canada, Justin Trudeau il Bello, ha telefonato a Trump, hanno parlato una decina di minuti, entrambe le parti hanno detto che è stata una buona conversazione, e in particolare Trudeau ha detto che sostanzialmente ha sottolineato che ci sarà cooperazione con naturalmente tra i due governi sul tema delle tariffe, e ha detto anche di aver chiesto un incontro al vertice per soprattutto un incontro di tutti i primi ministri delle varie province del Canada per discutere degli Stati Uniti d'America. Quindi ci sarà naturalmente una posizione che verrà assunta da Ottawa nei confronti di Washington. Va detta una cosa sul rapporto tra il Canada e gli Stati Uniti, che è ben diverso rispetto a quello tra gli Stati Uniti e il Messico. Come disse il padre di Justin il Bello, che a differenza di Justin il Bello sapeva fare il politico, noi non siamo la stessa cosa, ma siamo certo navi che navigano nelle stesse acque. E adesso, signore e signori, qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, io ho il piacere di parlare con la senatrice Stefania Puccerelli. Buonasera. Buonasera. E allora, ben trovata. So che oggi c'è stato, o meglio, giovedì scorso c'è stato un question time sul tema degli scioperi, anche perché giorno 29 noi non abbiamo pace quest'anno con gli scioperi, senatrice, ma perché? Lei ne ha parlato con il ministro Salvini, stavolta ovviamente non nei panni di viceministro né di vicepresidente del Consiglio, scusi, né di segretario della Lega, ma in qualità di ministro dei trasporti. Che cosa ha chiesto nel question time? Beh, allora io quella che è stata la richiesta al ministro è stata in pratica una sintesi per capire quello che sta succedendo rispetto agli ultimi 2 anni nell'ambito degli scioperi del settore, e poi quali fossero le iniziative che il ministro aveva intenzione di portare avanti o che aveva già adottato proprio per garantire sia la sicurezza dei cittadini, ma anche per garantire la sicurezza e migliori condizioni per i lavoratori del settore, motivo per cui sentiamo essere così frequenti questi scioperi. Di per sé la risposta del ministro è stata veramente illuminante, perché il ministro ha portato un resoconto non solamente di quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni in termini di iniziative ministeriali rispetto a quelli che sono stati poi anche gli scioperi, ma ha fatto poi proprio un resoconto di quelli che sono stati gli scioperi negli ultimi 7 governi. E quello che è il dato che è balzato agli occhi, che rispetto agli ultimi 7 governi, di fatto la frequenza degli scioperi che abbiamo nel corso dei 25 mesi di vita del governo Meloni sono più o meno il doppio rispetto a quelli che erano quella che era la media degli scioperi che avveniva prima del governo Meloni. Quindi quello che mi sento di dire è che comunque molto probabilmente c'è qualcuno che sta cercando di far montare queste proteste. Quello che è stato fatto da parte del ministro come iniziative proprio per aiutare il comparto, i lavoratori del settore della mobilità, è stato quello di aver innanzitutto riattivato il tavolo che era previsto dal protocollo per la promozione della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale e regionale tra lo Stato, le regioni, le associazioni datoriali e i sindacati. Sono stati istituiti poi dei gruppi di lavoro tematici con incontri periodici presso il Ministero. Rispetto poi alle misure di potenziamento della sicurezza dei lavoratori del comparto trasporti, è stato prevista l'installazione, in modo particolare sugli autobus, di paratia protezione per i conducenti e dispositivi che consentono la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza
in collegamento con le forze dell'ordine. In più cosa è stato introdotto? È stato introdotto nell'ambito della sicurezza nel settore ferroviario in pratica una società che si occupa di sicurezza, che è a supporto comunque delle forze dell'ordine, che si chiama AFS Security, dove è stato previsto un incremento rispetto a quelli che sono i controlli sui viaggiatori e a bordo dei treni. È stata avviata la sperimentazione con la fornitura delle bodycam agli addetti per il controllo a bordo dei treni, e tra l'altro questa iniziativa verrà anche allargata al personale di front office. E in più che cosa succede? Hanno iniziato a elaborare uno studio per individuare quelle che sono le tratte riguardo i treni che vengono maggiormente colpiti. In modo particolare questo lavoro sarà in sinergia con le compagnie ferroviarie e con la Polfer. Quindi iniziative da parte del Ministero ne sono state attuate differenti. Sono sufficienti? No, è anche vero che io da pendolare, perché dal 2018 che settimanalmente sono pendolare da Roma alla Spezia e viceversa, quello che posso dire, io quando ho iniziato a viaggiare in treno, la puntualità dei treni è sempre stata più o meno come quella attuale, quindi non ho visto sicuramente dei ritardi rispetto a quello che era l'andamento dei treni di qualche tempo fa. Sicuramente vedo più personale che deve proteggere tutti noi, vedo più personale, agenti nelle stazioni, vedo anche personale a bordo dei treni. Il problema di fondo qual è? Che oggi chi si lamenta che c'è scarsa sicurezza, visto e considerato i fenomeni di aggressione che abbiamo visto in più occasioni, dove i controllori sono, ahimè, soggetti che vengono puntualmente feriti, menati, e a volte ricevono insulti nel migliore delle ipotesi. Ecco, coloro i quali oggi si lamentano della scarsa sicurezza, attribuendo al ministro Salvini la responsabilità dell'insicurezza a bordo dei treni, io direi che non sarebbero sufficienti neanche 1 milione di agenti a bordo dei treni o nelle stazioni, perché il problema è legato al fatto che noi abbiamo ereditato una politica della sinistra che ha di fatto spalancato le porte dell'Italia a chiunque volesse arrivare in casa nostra senza averne titolo, e oggi noi paghiamo pegno di questa che è una situazione dove abbiamo un'immigrazione che spesso è violenta, spesso non ha nulla da perdere, e nel momento in cui un controllore chiede un biglietto si sente oltraggiato. Ecco, è un ribaltamento di quello che è invece uno Stato di diritto, dove diritti e doveri da parte di tutti mantengono l'equilibrio della società. Oggi c'è chi fa il prepotente, pensa di potersene approfittare perché comunque continua ad essere tutelato da una certa parte politica. Il ministro Salvini ha fatto moltissime iniziative, i treni, se oggi potremmo avere qualche treno in ritardo, è figlio anche del fatto che ci sono 9 miliardi di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, visto e considerato che tutti i ministri che hanno preceduto Salvini non hanno effettuato quegli investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e oggi, ripeto, sia nell'ambito ferroviario che anche in quello autostradale, dove abbiamo diversi cantieri, in un momento particolare ci ritroviamo con diversi cantieri aperti, ma è perché sono stati effettuati degli investimenti sulla sicurezza di tutti noi, di tutti i cittadini, di tutti gli utenti. Quindi io ringrazio il ministro Salvini per quello che sta facendo, per quello che continuerà a fare, perché di fatto è solamente all'inizio di questo mandato e già si vedono gli effetti positivi del suo mandato. E mi lasci dire, una delle tante manifestazioni di protesta dei sindacati, ho avuto modo questa mattina di poterla vedere qua a Roma, vicino al Senato, tra l'altro in 2 orari differenti, e quindi magari potevo ipotizzare appena arrivata a Roma che potesse essere troppo presto. Sono ripassata anche più tardi, c'erano 4 gatti che di fatto non si capiva neanche perché cosa erano lì a protestare. Ecco. La realtà è questa: c'è qualcuno che oggi soffia su quello che può essere un disagio,
cercando di mettere in difficoltà il governo. Ma ripeto, Salvini ha fatto molto di più in 2 anni del proprio mandato rispetto agli ultimi 7 governi con altri ministri che oggi comunque hanno dei referenti che cercano di addossare tutte le responsabilità di quello che non funziona a Salvini. Sai, io a casa ho un grande Atlante d'Italia del 1985 e in quel grande Atlante era tracciata la T dell'alta velocità da Torino a Trieste, da Milano fino a Napoli, ed era prevista la sua attivazione per la metà degli anni 90, massimo il 2000. Che altro dire? Miau, visto che erano 4 gatti. Che altro aggiungere? Esatto, condivido. Comunque, ripeto, io mi sento di dire, certo, quando ci sono i disagi, in modo particolare il fine settimana, nessuno mette in discussione quello che è il diritto di sciopero, assolutamente no, però ci sono anche delle modalità con cui poter effettuare lo sciopero per poter avere garantito il proprio diritto, ma c'è anche il diritto degli utenti di poter andare a lavorare, di potersi recare agli ospedali, di poter banalmente anche poter andare in vacanza. Quindi le due cose non devono essere in contrapposizione. E ripeto, oggi non è che c'è un ministro che è negligente, c'è un ministro che sta facendo molto di più rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri. Esattamente. Allora, senatrice, grazie e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a tutti voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Una buona serata a tutti. Buona serata, sigla e poi Qui Parlamento. i Tramps, Disco Inferno 1976, arriva Max del Papa tra poco. A voi la Ed linea. eccoci qua. Grazie Lorenz, al ritmo dei Tramps, Disco Inferno 1976. Raccontiamo l'inferno Italia con uno che sa essere il nostro Virgilio, Max del Papa. Ciao Max, bentornato. Grazie, mi sento vecchio. No, perché? Nel 76 ero lì che sgambettavo, avevo 12 anni. Vabbè, nel 2000 io la ballavo, ne avevo 20, che c'entra? Lo so, è vero. Comunque, non passa mai di moda, dai, mettiamola così. Decisamente no. Senti Max, ma sì. A proposito di Disco Inferno, dici che l'inferno c'è stato ieri sera a Corvetto. Tu che conosci bene l'anima di Milano, perché parlare con te è un po' come parlare con Beppe Viola quando diceva che i giardinetti di Viale Argonne servivano a tenere la nebbia qualche ora in più spingendola un po' più in là. Sì. Allora, vogliamo raccontare cos'è Corvetto, di cui si parla sempre male. Vabbè, ma qui mica siamo a Corvetto, cose così. In realtà Corvetto ha la sua dignità di quartiere, solo che ieri notte
Sì, ieri notte è successo quello che doveva succedere, no? Poi mi veniva in mente quando dicevi, no, mica siamo a Corvetto, è vero. Mi viene in mente quella scena di Nanni Moretti in Caro Diario che va a Spinaceto. Cioè, ma qui mica siamo a Spinaceto, è un po', no? Milano, Corvetto sta a Milano come Spinaceto sta a Roma, eccetera. No, beh, è un quartiere, eccola lì, guardala, eccola. Ma qui mica siamo a Spinaceto, eh. Ma lo sai che Spinaceto credevo peggio, ma infatti, poi va via. Sì, Ma sì. lo sai che ci stavo pensando? Non è per niente Sì. male, ciao! Non è per niente male, ciao! Così. Invece purtroppo Corvetto è malissimo. Allora, Corvetto sì, ha la sua dignità, tutti i quartieri di Milano ce l'hanno, non me li tocca, però Corvetto era un quartiere già abbastanza malfamato e famigerato quando sono cresciuto io negli anni 70. C'era una non integrazione, chiamiamola così, malavitosa, che poi naturalmente adesso, cioè sono quartieri un po' disgraziati, nel senso che nascono male e poi continuano a vivere male perché si sostituisce a ondate il tipo di malavita, però resta la malavita. È molto difficile che un quartiere nato male venga bonificato. Questo, il Calvairato, il Ponte Lambro, la Comasina. Corvetto c'ha ragione Federico Punzi che stamattina ha twittato, dice eccola qua, finalmente insomma, è arrivata la banlieue in Italia. C'ha ragione, nel senso che la volevano in tanti, ci giocano in tanti. Era il quartiere di questo egiziano che è morto, questo Rami, no? Sì. Scappato in moto dopo una rapina, perché erano un egiziano e un tunisino, un marocchino, rapinatori abituali. Sono scappati, hanno fatto 9 chilometri per Milano, sono partiti da Via Farini, sono arrivati fino a Ripamonti e lì si sono impastati da soli. Uno non si è fatto niente, uno è morto. E la gente dice giustizia per Rami, ma come giustizia? Quale giustizia? Questo qua è andato contro un coso da solo, si sono ammazzati, erano 2 rapinatori. È chiaro che è tutto pretestuoso e da lì sono partite le rivolte, la devastazione dei mezzi pubblici, dell'arredo pubblico, sono tutte cose, i roghi, la banlieue, ma queste sono tutte, cioè a me non me lo toglie nessuno, queste sono tutte messe in scena, coordinate, non c'è niente di spontaneo, non c'è né la sacra indignazione, sono cose con dietro una regia. Questi qua dicono, cosa vuol dire giustizia per Rami? È una follia, no? Cosa vuol dire? Vuol dire la pretesa dell'impunità. Cioè noi non ci integriamo, vogliamo essere liberi di delinquere, rapinare, scippare, stuprare, e se no mettiamo a ferro e fuoco. Naturalmente c'è chi dietro, c'è la politica mascalzona, c'è l'opinione dei giornali mascalzoni, questo qui era un rapinatore, avrebbe ammazzato, stuprato qualcuno, la gente dice vabbè, 1 di meno, 2 di meno, erano 2 delinquenti. Invece se vai a vedere i giornali hanno elevato agli altari questo qui, subito, e stanno beatificando, stanno giustificando tutte queste rivolte, queste banlieue. E allora lì io capisco che c'è proprio una regia, come in tutte queste cose. Beh, ma questo dimostra anche l'impreparazione di questo paese, perché noi non siamo i francesi. Sì, ma noi ce la siamo proprio voluta l'impreparazione, nel senso, cioè qui c'è la logica del fatto compiuto, no? Cioè il fatalismo di stampo provvidenzialista come va. Non si può imporre un tipo di severità, un tipo di ordine. Cioè, mandano la polizia con cosa? Con i tram che bruciano, i roghi, con totale compito di subire, di contenimento, di mediazione. Ma la mediazione è una missione impossibile, suicida. Perché qui cosa vuoi mediare? Questi qua sono lì, sono mandati lì, sono pagati per andare lì a far casino. La polizia deve andare lì a fare scena, a prenderle e basta. Fino a che, siccome però questa pretesa che noi sono 35 anni che subiamo tutto, perché adesso si può...
Vedi Antonino, adesso si può anche cominciare a fare qualche bilancio, no? Sì. Portano la loro cultura, pagano le pensioni, va bene, barzellette, portano la loro cultura, si vogliono integrare, vanno integrati. Allora, quale cultura hanno portato in 35 anni? Che benefici hanno portato al paese? C'è stata un'onda lunga di microcriminalità, neanche tanto micro, suddivisa in bande, suddivisa in organizzazioni criminali. L'unico apporto è stato questo qui, mi dispiace. Dopodiché, siccome c'è l'arroganza, la pretesa, giustizia per rami, cioè noi vogliamo fare quello che vogliamo, poi dopo succede che, siccome neanche la polizia può contenere un blocco di questi qua, quello più incazzato e quello più spaventato forza e ne tira sotto 4-5 con la macchina. Ma questo non è razzismo, questa è esasperazione. Però vedi, Max, io vorrei aggiungere un altro elemento di riflessione alle tue parole. Io ho intervistato qualche tempo fa in questa trasmissione Fiona Diwan, che è la direttrice del bollettino della comunità ebraica milanese. La comunità ebraica milanese è costretta a inviare il suo bollettino dentro le buste di carta bianca anonime, perché è stato riferito da alcuni abbonati che nel condominio dove c'è il portiere magari di religione islamica, oppure nel condominio dove comunque qualcuno è di religione islamica, poi ti fanno gli sfregi, non trovi la rivista, oppure ti fanno il bozzo alla macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se io metto assieme questi segnali più la rivolta della Ballier, che cosa mi devo aspettare domani? Che a Corvetto venga proclamata la Sharia come in certi quartieri di Londra? E quindi venga suggerito a chi ci va di non essere gay, di non essere donna e in ogni caso di andare in giro vestite col cencio, perché non si sa mai? Devo preoccuparmi del fatto che tra un po' magari qualche imam dirà tranquillamente: le italiane sono tutte puttane perché vanno in giro con la minigonna e si truccano, e il rispetto della donna impone che si mettano il cencio perché l'uomo, si sa, non è di legno. Cioè, giusto ieri abbiamo avuto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sì. Ma è possibile che nessuno parla di questo? No, ma guarda che ci siamo già. A questa situazione della Sharia di fatto ci siamo già. Magari non dichiarata come in Inghilterra o come nei paesi nordici, ci siamo già. Perché parte il corvetto, parte la barona, ma prova ad andare nell'Interland, prova ad andare nella cintura, prova a stare a Pioltello. Chi comanda? Quelli della madrassa, che decidono loro che le scuole devono stare chiuse per il Ramadan, e tutti sono solidali, dal Presidente della Repubblica alle istituzioni locali, perfino al clero. Comandano loro. Fatti un giro, prendi da Pioltello il passante ferroviario, magari la sera o la mattina presto, che vuol dire essere un suicidio. Poi scendi in metro e devi rassegnarti perché ci stanno le bande dei baby gang, che non sono baby per niente, però sai, fa simpatico, no? Fa indulgente, fa tenerezza. Certo. Vai in centro, vai alle colonne di San Lorenzo, vai alla loggia dei mercanti, devi tollerare, dice adesso arrivano questi qua che ti taglieggiano. Ma perché, santo Dio? Perché è così. Allora, la sinistra da questi qua ci campa, ci mangia. Lo dicono apertamente. Li facciamo venire, li facciamo riprodurre, poi votano per noi. Li manteniamo. La destra, legge e ordine, si è totalmente squagliata, si è rinnegata. Dai, diciamola come va detta. La Meloni deve durare. E per durare deve fare quello che dice il PD, in Italia e in Europa. Ieri un Presidente del Consiglio che per dire la verità, cioè della propensione islamista a delinquere, si è dovuta quasi scusare, giustificare, diceva adesso mi daranno della razzista. Ma non razzista, dici le cose come sono, però hai paura a dirle perché sai che così non duri. La Thatcher Allora, avrebbe detto in termini molto educati e chiari: questo bordello deve finire. Bravo, no, invece qua è tutto non giustificarsi, uno spiegare. Poi arrivano i giornali, la gente mi chiede perché i giornali fanno questo, ma è molto semplice, perché hanno bisogno di soldi, se no chiudono. E i soldi da dove gli arrivano? Gli arrivano dai soliti, è il solito coacervo di
in questo caso di impostazione americana, cioè sono i Bill Gates delle carni sintetiche, sono il ramo Kennedy petroliero che adesso si rinconverte col green e fa la forca a quello, il Bob Kennedy Jr. nominato da Trump perché vuol tagliare le unghie alla finanza farmaceutica, no? Si fanno la forca. Poi c'è Soros, questo qui che è un finanziatore del teppismo anarcoide in tutto il mondo, quelli di ultima generazione, quelli che vanno in giro. Ecco, prendiamo questi qua, questi cialtroni attivisti ambientali, come attivisti. Ogni volta fanno qualcosa che rovinano un quadro che vale 80 milioni di euro, o distruggono una cosa, rovinano una fontana, il palazzo del Senato, dici sono attivisti, ma attivisti cosa? Dopodiché Soros gli taglia i rubinetti in Italia e in Europa e dice fanno gli appelli, pagateci perché sennò dobbiamo andare a lavorare. Io non capisco questo paese perché deve sempre subire tutto. Tu dici noi siamo alla Francia, dobbiamo sempre subire tutto. E questi qua, c'è questa informazione, comunicazione propagandista che mette tutti insieme i cambiamenti climatici, gli attivisti teppistoidi, l'integrazione, il migrantismo senza limiti, senza discernimento, il patriarcato. Quando uno non sa cosa dire, tira dentro il patriarcato, che va sempre bene, come questo Cecchettin che non si capisce perché, con tutto il rispetto, deve essere considerato come un oracolo santo. Però il professor Ricolfi, uomo schiettamente di sinistra, sociologo e fine intellettuale, credo che su questo siamo ampiamente d'accordo, giusto l'altro giorno diceva guardate che in Italia non si può parlare di patriarcato per il semplice e banale motivo che la famiglia patriarcale in questo paese si è squagliata 30 anni fa almeno. Il patriarcato è tipico dei nuovi arrivati. Infatti, ma queste cose qui non bisogna dirle. Quando fanno fuori una Saman, fanno sparire qualche ragazzina che vuol vivere all'occidentale, quella roba lì non fa testo, non deve, perché i giornali sono pagati da tutto quel coacervo lì. L'Unione Europea, il World Economic Forum, che sono dei tramite di quell'ideologia lì, mettono tutto insieme. Cioè, ieri c'era questa cosa assurda, la giornata per spegnere la violenza sulle donne, ma come se cioè, una celebrazione, ma non la spegni la violenza, ma non solo sulle donne. È un mondo che ha perso la testa. Non la spegni la violenza, non la spegni perché Mattarella dice che non si fa abbastanza, ma vogliono dire a questi qua che arrivano e che dicono, come dicevi tu, brutte puttane, adesso sono state tutte chiuse. Vogliono dire a loro, nessuno glielo dice. Allora c'erano queste trans femministe che dicevano i morti non stuprano. Quindi che dobbiamo fare? Sparare a ogni maschio bianco per strada? Loro dicono così. I morti non stuprano, loro per i morti intendono noi, no? I maschi, i bianchi occidentali, mai quegli altri. E c'è una buona parte della politica, la politica o li asseconda, cioè proprio dice le stesse cose in una maniera cialtronesca e responsabile, oppure fanno finta di niente. Cioè, stanno alla finestra, vedono come va, no? Il fatalismo. E meno male che era la giornata contro la violenza. Sì, ma cioè dire, bisogna spegnere la violenza sulle donne, come dire andiamo su Marte a piedi o in bicicletta, cioè su cose completamente prive di senso. Poi tu giri, vai in giro, vai per Milano e te ne accorgi, oppure vai in una stazione qualsiasi, da Cesena a Padova, cioè questo esorcizzare sempre con le formule, con le facce, il cecchettin, è tutto che si tiene, no? L'immigrazione è così, l'islamismo che deve sopprimere il cattolicesimo italiano europeo perché è così, svitare la testa della gente e svitargliela alla rovescia, ma è tutta una cosa organica questa qui. Beh, mi pare che il cattolicesimo stia facendo del suo meglio per farsi elidere dalla storia europea. Sì, certo, specie con questo pontificato. Ma io osservo una cosa, Max, appunto. Tu dicevi i riti, le cose. Addirittura sui riti nemmeno si è d'accordo, perché il povero La Russa è colpevole di aver fatto mettere una panchina rossa nel giardino del Senato, che sulla spalliera c'è il tricolore. Ora, lo ripeto, lo chiedo anche a te. Il tricolore è andato bene per avvolgere le bare di gente tipo Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, della loro scorta, cioè va bene per gli eroi, ma non va bene per dire che l'Italia difende tutte le donne? No, assolutamente no, ma è per questo che è tutto pretestuoso. E perché le donne valgono meno degli eroi? Non l'ho capito io. Cioè, non dovremmo avere rispetto per ambi. Ma anche il rispetto per Falcone, per Borsellino è solo di facciata, in realtà non gliene frega niente. Cioè, queste transgender, queste mocciose delle scuole, tutte così con le loro manine, tutte curate, tutte levigate. Noi siamo rivoluzionari, ma no, ma siete dei fantocci di quella che è la più grande restaurazione cinica e spietata degli ultimi 300 anni. Questa è restaurazione, non è rivoluzione. Allora non gli basta mai, perché è tutto un pretesto. Sono slogan e nessuno vuol vedere. Cioè, io sento dire Milano è la città più vivibile d'Italia, ma girala. Forse nel senso che gli altri sono ancora peggio, ma non è una grande consolazione però. Milano è un centro che di per sé è insicuro, perché se è vero che alla Darsena i negozianti stanno chiudendo tutti, non perché gli manca il turismo, non perché gli mancano gli affari, perché sono terrorizzati, perché arrivano questi qua la sera e devastano e non ci difende nessuno. Poi tu mi chiedi cosa succede. Succede che si va peggio, si va avanti, perché io illusioni non ne faccio più. Cioè, questa è una cosa. Cioè, cosa ha voluto dire la Meloni con quella frase tremebonda? Che questa è una peste sociale, è una lebbra sociale, che non la curi più, mai è andata. L'ha detto nel modo. Dopodiché allora subentrano i giustizieri. Dovrei affidare allo Stato, scusami, se lo Stato non è capace di proteggermi, perché Infatti, a me sembra molto una situazione da Stato impotente degli anni 70 e soprattutto testimoniata anche dal fatto che alcune capre che evidentemente anziché andare a scuola preferiscono andare al centro sociale, sono andate per strada a fare il gesto della P38, ancora una volta come nel 77. Ma quando è che adesso è peggio. No, ma no, perché no, ma adesso è peggio. Degli anni 70. No, è ciclico, poi ti dico perché è peggio adesso, perché il terrorismo, anche se faceva paura, è vero che c'erano 40.000 militanti attivi e 400.000 persone attendiste alla finestra, però restava fenomeno circoscritto. Lo Stato era opportunistico, però quando poi ha deciso, dopo Moro, che doveva finire, ha dato pieni poteri alla Chiesa, poi dopo l'hanno fatto ammazzare e è finito il terrorismo. Nell'arco di 3-4 anni dalla Chiesa usava la tecnologia, i computer, questo qui no, perché tutta questa immigrazione che non vuole integrarsi, che non sa integrarsi, che non intende ragioni, che è anche fanatizzata, è molto peggio. Si riproducono poi, tra l'altro la borghesia milanese è quella che fa più schifo al mondo, io la conosco bene perché ormai ho 60 anni e ti posso dire che i ragazzini che adesso come adesso nelle scuole, per esempio al liceo Carducci, che è uno dei più fanatizzati, no? Adesso, se tu ci passi davanti in via Beroldo, che sta in angolo Viale Brianza, non ti sembra più un liceo, ti sembra un centro sociale. Hanno messo le robe colorate, i murales, i ping pong, che di per sé i tavoli da ping pong potrebbe anche essere una cosa simpatica, però l'atmosfera è quella del centro sociale, no? Questi qua vanno lì, sono quelli che poi bruciano i cartelli della Meloni, li appendono a testa in giù. Si scende veramente da Medio Oriente. Sì, ma a me mi girano in compagnia delle chat di genitori, cioè che erano i nostri compagni di allora, anni 70-80, che dicono cazzo, io sono fiero di questa cosa, sono fiero del mio liceo, sono fiero dei miei figli, ma lotta armata, rivoluzione, brigate rosse, ce le ho le chat, ne posso produrre in qualunque momento. E è gente che conosco personalmente, ci ho studiato, e dicono, meno male che ancora si fa, perché è la solita borghesia miserabile che dice, tanto noi, cioè giocano alla rivoluzione, tanto noi siamo a posto, no? Noi la scampiamo. Ma io non ne sarei tanto sicuro, perché quando tracima quel fiume lì di melma, di fogna, non si salva neanche chi sta alla finestra. E questo è quello che sta succedendo a Milano, oltre che nel paese. E lì non c'è nessuna volontà da nessuna parte di farlo finire, perché a questo punto lo fai finire con la violenza di Stato, lo fai finire coi mitra. E questa è una responsabilità che non se la prende nessuno. Quindi queste cose continueranno.
Questo naturalmente non lo possiamo certo invocare in una nazione libera, però No, resta il però, fatto, no, certo che no. resta Però il fatto se che bisogna portare, cioè quell'opera dalla Chiesa di investigazione e galera sì. per tutti quanti non c'è, cioè non c'è insomma, tu dici, la volontà di batterli, a differenza di quello che fu fatto a partire dal 1980 in poi. No, tanto dalla Chiesa era un teorico, ma era anche un militare, era un violento. A un certo punto ha cominciato a imporre la legge dello Stato violento. Pensa solo a Genova, in via Fracchia. Cioè, dalla Chiesa era uno che quando diceva fate eruzione nei penitenziari per liberare degli ostaggi o i cose, ci scappavano i morti. Era uno che andava dritto. No, nessuno auspica questo. Io sto dicendo semplicemente che questa è una situazione irreversibile, che la Sharia c'è già, che il controllo è stato preso da questi qua e che alla politica non interessa niente. Io prima di collegarmi con te ho visto un lancio, cioè questi qua avevano il tetto di finanziamento ai partiti di 25 milioni, se lo sono raddoppiato dal 2026 vanno a 40-42 milioni. A questo gli interessa. E lì vedi che c'è proprio un blocco totale. Parlano, ma da destra a sinistra, le priorità sono quelle lì. Sono solo quelle. La Meloni deve andare d'accordo, quindi deve fare quello che le dicono in Europa, quello che le dicono lì, si sono totalmente rimangiati tutto. Non c'è né la volontà né la possibilità. Quindi ci saranno ancora più banlieu, ancora più escandescenze e poi ci saranno quelli che in maniera esasperata, in maniera fanatica, in maniera demenziale diranno qui ci vuole il giustiziere della notte, comincio io. Che è una prospettiva agghiacciante, però è quella lì. Max, ma secondo te, un po' come in sottomissione di Ullebeck, e con questo noi ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata di stasera, io ti ringrazio e ti aspetto martedì prossimo se vorrai, ma secondo te può nascere allora un partito islamico che si allei col PD? Esattamente come nel romanzo in cui appunto dove nasce questo partito islamico che si allea col partito socialista, va al potere e nasce questa islamizzazione morbida, diciamo così. Ma Houellebecq non ha fatto altro che copiare quello che diceva Giovanni Sartori 30 anni fa e lo diceva a me personalmente che lo intervistavo, cioè questi qua lasciarli entrare tutti nell'arco di 2 generazioni ti prendono il potere democraticamente con le elezioni, dopodiché lo tolgono. Io penso che ci sia già una saldatura perché è pieno di islamici più o meno fanatici o violenti o pericolosi dentro la sinistra. Quindi non c'è neanche bisogno di fondare dei partiti, probabilmente li infiltreranno dall'interno e poi li fanno fuori. Questo lo sanno tutti, lo sanno le forze di polizia, lo sanno i servizi, lo sa la politica, ma nessuno ha interesse a fare niente perché nessuno vuole rischiare, vogliono durare. E sono sicuro, perché poi me lo dicono i poliziotti, me lo dicono le forze dell'ordine, cioè loro dicono ormai è persa, non c'è più niente da fare. Ma più che durare mi sembra dissolversi. Sì, ma loro sai, finché una stagione di potere può durare 10 anni, 5 anni, loro pensano a prendere quello che possono in termini di potere, anche di affari. Faccio un discorso generale. In buona sostanza, loro dicono, noi tanto per un verso o per l'altro questo Occidente qua è finito. Quindi noi duriamo finché duriamo, rubiamo anche quando abbiamo l'occasione, perché si vede anche solo in Europa, no? Quello che fanno, cioè tutto lo scandalo della sinistra mediterranea che prendeva i soldi dal Marocco, dagli Emirati, è già passato in cavalleria, fanno questo. Oppure nei casi più decenti, per dire così, si riciclano i mercanti, diventano i consulenti degli emiri, diventano i trafficanti o di armi o di vino o di Made in Italy, cioè i politici hanno un tempo programmato, dopodiché diventano mercanti. Allora loro lo sanno, vogliono durare quello che durano e poi Dio per tutti, insomma. Quindi sarà da decidere quale Dio, se quale, lo so. No, sì, è lì te l'ho detto, ma quando mettono a ferro e fuoco un quartiere per dire giustizia per Rami, che era un rapinatore, cioè gli hanno trovato i coltelli addosso, gli hanno trovato lo spray urticante, i soldi appena rubati, la rifurtiva,
scendono tutti in piazza e dicono vogliamo giustizia. Cioè qui c'è, oltre che una malafede totale, c'è proprio la furbizia, no? Di dire noi attacchiamo frontalmente lo Stato perché sappiamo di poterlo fare. Si va alla pazzia. E loro sanno di poterlo fare perché nessuno glielo contesta. Tu prova a contestare questa roba, vedi cosa ti succede. Altro che la macchina. Infatti. Max, senti, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura, però Sì. mi dai almeno un motivo per il quale sperare? No, francamente non riesco a trovarlo. Se vuoi te lo butto là, cioè la dissoluzione dei 5 Stelle. Cioè, ma non è speranza, quello lì è un ottimismo un po' drogato. Cabaret, scusami, è un momento di cabaret. Sì, sta finendo proprio alla farsa tragica. Questi qua gli avevano messo in bocca di tutto, il Platone, i presocratici, il comunitarismo egualitario seicentesco, Hobbes, il giusnaturalismo inglese, l'indipendentismo americano, il separatismo basco, ma no, era una massa di cialtroni e di arraffoni e arruffoni. Basta, finita, adesso entreranno negli altri partiti, si sparpaglieranno un po'. No, ma mi piace molto l'idea di un movimento che era anticlericale per volontà del fondatore, oggi ha come capo uno ammanicato col segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Ma certo, ma tu ti ricordi Straordinario. perché quando loro si scomodavano il Leviatano, il Leviatano di Grillo, il Leviatano riportava trascendenza di immanenza, il Grillo faceva il contrario. Quella lì era una setta di dementi, di pazzi che faceva il contrario e appena sono entrati, no, da qui non ci muoviamo, c'è un blocco totale, si aumentano le prebende, basta. Non E è il tonno qualunquismo, è la realtà. parlamentare è buono. Sì, se ci metti sul caviale, se ci metti sulle ruberie. Cioè, questo era il Leviatano e il pesto. Sul pane è buono, stai tranquillo. Sì, è buono sempre. Grillo ha fondato una setta di pazzi, di dementi e finisce in quella maniera lì con un altro. E con questo, amen. Max, grazie del tuo tempo. A 100 alla prossima. Cuore, alla prossima, grazie ancora, un abbraccio. Saluto a tutti. Ciao Max. Allora, noi andiamo in pausa e poi Vasco Rossi, sono innocente, ma 2014 perché tra poco abbiamo in attesa di giustizia. Grazie ancora Max. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. E allora, grazie a tutti voi che ci state seguendo alle 19:05 minuti e 18 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Come ogni martedì abbiamo lo spazio di In attesa di giustizia. Con noi l'avvocato Claudio De Filippi, l'avvocatessa Gianna San Micheli, che sono già al telefono, i nostri co-conduttori. Salve, e ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa sera, il gradito ospite di questa sera, che io ringrazio per la cortesia e per la disponibilità, è il professor Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia forense presso l'Università degli Studi di Padova, nonché direttore della scuola di specializzazione in neuropsicologia e direttore del master in neuropsicologia e psicopatologia forense. Tra l'altro il professor Sartori, che ha coordinato i consulenti che si sono occupati della revisione del caso Erba, è autore di qualcosa come 300 pubblicazioni scientifiche citate, pensate, 7.700 volte, per cui lui tra l'altro ha diciamo così steso le tecniche neuroscientifiche in ambito forense, che sono state poi ufficializzate nelle linee guida che vengono usate a livello internazionale. Quindi io ho veramente il piacere di parlare con un neuroscienziato, verrebbe da dire, e in particolare, professore, intanto buonasera e benvenuto tra noi qui a Zoom. Buonasera. Professore, senta, noi stasera capisco che lei non conosce bene il caso, per cui non le chiederò di commentare appunto il caso alla base della nostra conversazione, che è quello di questo killer delle vecchiette, caso in cui ci fu una condanna per 8 persone che sono andate in carcere per una serie di anziane che sono state uccise negli anni 90, però c'è un reo confesso che ha detto sono stato io, non è mai stato oggetto di indagine, ci sono 8 persone che stanno in carcere. Ecco, professore, come si possono risolvere dei cold case in questo caso? Come si fa a fare una revisione di un processo quando si arriva a questi estremi? Come si può? Le revisioni in generale sono dei procedimenti molto complessi, perché quasi tutte le giurisdizioni, praticamente in quasi tutti gli stati, anzi diciamo in tutti gli stati che ammettono la revisione, è necessario produrre delle prove nuove, cioè dei dati nuovi che non erano a disposizione all'epoca del processo che poi ha portato alla condanna. Quindi diciamo che la complessità deriva dal recuperare dati nuovi, ecco, quello lì è l'aspetto principale. Dati nuovi che ovviamente devono essere incisivi sul giudicato, cioè in pratica devono convincere un giudice che il condannato è innocente. Quindi no, i dati nuovi possono essere anche nuovi ma inefficaci ai fini del rovesciamento del giudizio. Quindi devono avere due caratteristiche: devono essere nuovi e devono essere potenzialmente efficaci. Secondo me l'esempio migliore è il caso di Zucchetto, non so se vi ricordate, sì, ma il signore in Sardegna che ha fatto 30 anni di galera ed era stato condannato per un riconoscimento fotografico, cioè quella procedura in cui gli investigatori mettono davanti alle fotografie e dicono al soggetto di indicare qual è la faccia dell'assassino in questo caso. Ecco, quindi la prova era veramente puntiforme, c'era un unico elemento e una volta scardinato questo elemento c'è stata la soluzione. Diciamo così, il rovesciamento era dovuto al fatto che tramite delle intercettazioni gli inquirenti hanno scoperto che il testimone chiave confessava alla moglie che qualcuno degli investigatori gli aveva suggerito chi doveva
indicare con il dito. Quindi praticamente era in questo caso una piramide in equilibrio instabile sulla punta, togliendo la punta cascava tutto. Altri processi invece come quello di Erba sono molto più complicati da questo punto di vista. Certo. Allora, volevo chiamo in fare causa una i domanda miei al co-conduttori, professore gli avvocati Antonino, De se Filippi e posso. San Micheli. Bentrovati. Sì, Salve, volevo chiedere, ma lei professore si occupa anche di confessioni, giusto? Sì, esatto. Ecco, ci può dire quali sono i sintomi di una confessione estorta, comunque ottenuta con sistemi che fanno sì che la confessione possa non dirsi sincera e Sì. vera? Allora, premetto che in questi ultimi 10 anni ci sono state tantissime ricerche su questo tema. Queste ricerche hanno scardinato un convincimento comune, che è quello che il soggetto innocente mai e poi mai confesserà, scusate, un delitto che non ha commesso. Perché come si fa a dimostrare questo statisticamente? Se voi guardate i numeri del cosiddetto Innocence Project, che sono 400 assolti in revisione con il DNA, il 20% di questi 400, cioè ben 80, e forse anche di più, avevano falsamente confessato. Quindi la falsa confessione, i ricercatori si sono messi alla caccia dei parametri che facilitano la falsa confessione. Uno delle parametri principali è per esempio la minore età. Il giovane confessa falsamente molto più frequentemente dell'adulto, il soggetto con vulnerabilità psichiche di varia natura confessa falsamente molto più del soggetto normodotato. Ci sono delle tecniche investigative poi che sono particolarmente a rischio di indurre false confessioni, tanto che a livello internazionale sono stati messi a punto dei protocolli che proprio per evitare che la confessione non sia frutto di un racconto effettivo di ciò che è successo, ma sia in qualche modo figlio della tecnica investigativa. Ecco, volevo chiedere al professore, Prego. nel caso di minori, dice il professore, nel caso di minori, una confessione resa senza avvocato da parte di un minore, senza un curatore speciale, un tutore del minore, senza un pubblico ministero, cosa ne pensa, professore? Ovviamente io faccio riferimento al nostro caso che Antonino Danna ha presentato, cioè il caso di Tinelli, per esempio. Giuseppe Tinelli ha confessato, come abbiamo già detto più volte in trasmissione, in una situazione di questo genere. Quindi io faccio una domanda retorica: cosa ne pensa il professore di questa situazione? Le varie combinazioni non saprei dirle perché non ci sono ricerche sistematiche. Certamente il minore, il soggetto minore, soprattutto se con qualche vulnerabilità psichica, è il soggetto che ha è a maggior rischio di falsa confessione. Il concetto di rischio è un po' simile a quello dell'ipertensione e colesterolo elevato, no? Cioè il soggetto che ha l'ipertensione e il colesterolo elevato non automaticamente ha un infarto, solo che su 1000 persone muoiono di più di infarto quelle con il colesterolo elevato e con la pressione elevata rispetto alle 1000 che non hanno questa caratteristica. Quindi diciamo che è un parametro decisamente di rischio. Poi la cosa fondamentale è quella c'è un unico parametro che serve a distinguere la confessione vera da quella falsa, ed è il fatto che il confessore, colui che confessa, fornisce un'informazione che l'interrogante ancora non ha in mano e che in nessun modo può essere entrato in contatto di questa informazione. L'esempio è Misseri. Vi ricordate il caso Misseri di Avetrana? Sì. Misseri cosa fa? Porta gli inquirenti a trovare il corpo. In quel momento lui
sicuramente ha una conoscenza colpevole di qualche tipo, perché non c'era nessuno che sapeva dove era il corpo di Sarascazzi. Quindi quello lì è un altro parametro molto importante. Altri parametri poi sono legati alla caratteristica della narrazione. Il falso confessore non produce una narrazione confrontabile a quella del vero confessore. Chiedevo all'avvocatessa Gianna se poteva intervenire sul caso nostro in relazione a quello che ha detto il professore. Sì, io volevo più che altro sapere, lui ha parlato anche di disabilità psichiche nel rendere confessione. C'è un parametro che si prende a riferimento per capire quando si tratta di persona che non è in grado di confessare? Per esempio molti dei nostri sono stati già all'epoca indicati con un quoziente intellettivo piuttosto basso, che va dal 58 al 60. Il quoziente intellettivo basso è uno dei fattori prognostici, oltre all'età bassa, di falsa confessione. Quindi non c'è un parametro, cioè lei parlava prima di protocolli, nel protocollo c'è diciamo indicata la verifica della possibilità effettiva di rendere confessione, oppure la verifica del quoziente intellettivo, o ci sono dei parametri specifici, anche dei protocolli specifici anche per i disabili, oppure insomma per le persone che non hanno un quoziente intellettivo alto. Ci sono dei protocolli specifici per l'esame del testimone vulnerabile, assolutamente sì. Ci sono dei protocolli internazionali, solo che sono tutte cose messe a punto in questi ultimi anni che immagino all'epoca del vostro caso, che se non ricordo male intorno al 2008, la condanna definitiva, sì, non erano noti. Allora no, è ancora precedente. Le prime condanne, gli omicidi sono tra il 1995 e il 1997, e le condanne, quelle definitive, sono arrivate nel 2001-2002 già con la Cassazione. Quindi, sì, certo, quindi ancora a maggior ragione. Sì, non c'era neanche all'epoca il principio del giusto processo, quindi le nostre confessioni sono state fatte senza l'applicazione del giusto processo, quindi senza che effettivamente ci fosse un occhio di riguardo per la presenza dell'effettivo legale di fiducia, o nel caso di minori anche di chi rappresentava colui che aveva la patria potestà. Nel caso di Tinelli la madre aveva perso la patria potestà, ma non c'era nessun altro insieme a Tinelli, e non c'era nemmeno nel caso di testimoni, cioè non solo nei confronti di chi confessava, ma nei confronti dei testimoni che erano nel primo delitto, che è quello appunto che ha visto Tinelli e Don Vito insieme. Non c'erano persone insieme ai testimoni che erano tutti i fratelli di Tinelli, che erano tutti minori, cioè più piccoli di Tinelli. Quindi volevo fare una domanda, scusa Gianna se ti interrompo, caro professore, se in caso di un serial killer come Sebai, che forse lei conosce già anche da suo interesse personale il soggetto o comunque il caso di Sebai, che può qualificarsi, mi dica lei se sbaglio, serial sexual killer, cioè instinct killer, sì, uccide d'istinto, uccide immediatamente senza preorganizzare, premeditare nulla. È possibile in astratto che un serial sexual killer come Sebai e Dedine, che uccideva perché gli ricordavano le vecchiette che lo prendevano in giro per le dimensioni del suo membro quando stava nei bagni turchi della Tunisia, e quindi odiava le donne, era misogino e odiava le donne a tal punto da ucciderle perché così non lo prendevano in giro, e poi farci l'amore, necrofilo. A questo punto dico, è possibile in astratto che un serial sexual killer come Sebai, da un punto di vista psichiatrico interessantissimo secondo me, ma io non sono psichiatra, che uccida chiamando qualcun altro da farsi aiutare, come nel caso di Tinelli in uno dei due omicidi che lo vedono in all'ergastolo? Allora, il modus operandi dei serial killer è stato molto studiato. Io ho avuto modo di studiare il caso Ludwig, che ho pubblicato e ho approfondito.
il caso di Sebai, allora i ricercatori sui serial killer classificano questi serial killer in categorie. Per esempio Ludwig è chiamato una missionary killer, uccideva per un bene supremo, diciamo così. Sebai invece, come ha detto lei, è un serial killer a sfondo sessuale. Ovviamente i ricercatori cosa fanno? Accorpano queste serial killer per similarità e ne tracciano delle tendenze comportamentali comuni. Ecco, quelli ovviamente di natura sessuale hanno una tendenza comportamentale isolata. Quindi escluderebbe che possa uccidere insieme ad altre persone, sostanzialmente. Questo in astratto, dico, statisticamente non succede, sì. Sì. Un'ultima domanda, poi io lascio la parola anche un po' all'avvocatessa Gianna, che forse voleva fare un'ultima domanda anche a lei. Ma lei, professore, che conosce appunto tutta questa diciamo, tradizione scientifica anche americana, ha constatato che in America il sistema giuridico risponde all'esigenza di controllo delle confessioni con dei controlli efficaci e con dei controlli veri, a differenza di quanto avviene in Italia. Insomma, la domanda, per farla breve, è: ma in America, quando uno confessa un caso freddo, chiamiamolo così propriamente, dopo tanti anni che uno è stato condannato, c'è un controllo, e come mai in Italia non c'è? Allora, i casi a cui facevo riferimento, quelle statistiche del 20%, sono statistiche americane, quindi vuol dire che anche il sistema americano un po' fa acqua da questo punto di vista. E quindi, diciamo, più che Stato ci sono delle linee guida internazionali dove i ricercatori che si occupano di questo settore si mettono assieme e identificano il modo migliore per condurre l'interrogatorio in modo da minimizzare il rischio che ci sia una falsa confessione. Poi la valutazione della falsa confessione passa sempre attraverso il giudice, attraverso una valutazione di tipo olistico, globale, diciamo, ma in realtà che teoricamente dovrebbe passare attraverso l'apprezzamento del criterio che ho detto prima, cioè il vero confessore. Noi sappiamo che uno ha confessato veramente, che ha un'informazione colpevole, perché fornisce un'informazione diagnostica di colpevolezza che gli inquirenti non hanno. Questo qui è il criterio più importante. Gianna, volevi fare una domanda al professore? No, io appunto volevo tornare al fatto che il serial killer normalmente non ha complici. Se lei si trovasse davanti come tecnico una sentenza in cui invece il serial killer, che ha avuto anche molte condanne per gli stessi delitti, ha commesso un delitto invece passando il coltello a un ragazzo prima o dopo averlo usato, che cosa direbbe? Cioè, quale sarebbe la sua... Io non saprei, perché, come ho detto prima, dipende dalla categoria di serial killer. Ad esempio, Ludwig lavoravano in coppia ed erano 2 serial killer che lavoravano assieme, però quelli sono della categoria missionary killer, quindi il discorso è particolarmente complesso e dipende dalla sottocategoria di serial killer di cui stiamo parlando. Quindi nel caso di sexual killer come il nostro, cioè noi abbiamo questa sentenza l'unica sentenza in cui questo serial killer è stato condannato insieme a questo ragazzo, insomma, a questo ragazzino. Bisognerebbe un po' valutare ovviamente le caratteristiche i criteri con cui i giudici hanno valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dei due, perché no, allora in realtà Spinelli era uno di quelli con quoziente intellettivo molto basso, però è stato valutato la possibilità che avesse un complice perché
erano state date molte coltellate e quindi secondo la Corte era plausibile che una parte di queste perlomeno fosse stata data da un complice, però non sono state fatte indagini scientifiche, quindi è una teoria basata sul fatto che sembravano date da due mani diverse, anche se non c'era un riscontro oggettivo scientifico. Più che altro perché Tinelli aveva confessato, ecco, il motivo per cui è stato condannato anche Tinelli è che Tinelli ha confessato di aver commesso lo stesso delitto su cui poi furono trovate le impronte del serial killer. E tra l'altro la cosa strana fu che la sorella anche fu condannata per aver fatto da palo, ma ha fatto da palo soltanto al fratello, non ha fatto dal palo al serial killer che dice la sentenza probabilmente non ha visto in quanto sarebbe passato da una finestra. Quindi in questo caso quello che ci chiedevamo è che tipo di credibilità scientifica può avere una ricostruzione di questo tipo di fronte a un sexual serial killer. Ma guardi, in realtà penso che il caso richiederebbe un approfondimento, diciamo così, sistematico di tutti i parametri. I serial killer sono un problema anche perché ovviamente sono pochi. Quindi essendo pochi, ognuna delle categorie che ho detto prima, per esempio ci sono i serial killer disorganizzati, i missionary killer. I missionary killer tipo Ludwig non sono tantissimi al mondo, ce ne sono 4 o 5. Per cui le estrapolazioni che i ricercatori fanno sono su quantità ridotte di casistica. Molte volte poi questi serial killer vengono ammazzati e quindi sono studiati poco o niente. Da questo punto di vista, per esempio, il lavoro che noi abbiamo fatto su Ludwig è, diciamo così, rilevante perché gli altri missionary killer sono stati giustiziati e quindi non ci sono stati accertamenti scientifici approfonditi sulla tipologia. Tenete presente che per esempio Ludwig era un soggetto molto intelligente, uno dei due, però era fondamentalmente uno stupido sociale, è un termine che passatemelo un attimo per farvi capire il concetto, come se fosse una specie di ritardato mentale sociale. Ecco. Un'ultima domanda al professore, se posso, Antonino. Prego. Qual è il movente, per modo di dire, psicologico di un serial killer come Sebai? Cioè, è il fatto che è stato bullizzato dalle donne perché lo prendevano in giro, per le dimensioni del suo pene, per l'incapacità di essere un uomo, per il fatto che è stato denigrato davanti a tutti, oppure sono altre diciamo, i meccanismi che fanno scattare la voglia di uccidere improvvisamente una vecchietta vestita di nero? Allora, i trigger, quelli che sono chiamati i trigger, cioè gli eventi scatenanti, sono molto variabili da caso a caso, quindi non è che ci sia una costante, ecco, da questo punto di vista. Quindi bisognerebbe rivedere le analisi che hanno fatto i periti su questi trigger. Mi pare di capire che lei ne abbia un po' riassunto alcune caratteristiche nell'intervento di prima, cioè quindi offeso rifiutato dal signore di una certa età, era un evento, un trigger che scatenava in lui un'aggressività molto elevata, che esitava nell'omicidio. Avvocato De Filippi. Caro, il professore è stato molto chiaro per farci capire che diciamo che cold cases non esistono, se non capisco male, cioè nel momento in cui abbiamo un responsabile, diciamo che la giustizia ha fatto il suo corso, è diventata definitiva, è un pregiudicato, e il cosiddetto mito della cosa giudicata, potremmo dubitare, perché, anzi dobbiamo dubitare, proprio perché altri paesi come gli Stati Uniti e non solo si fanno delle
delle domande, vanno a verificare anche dopo se le confessioni sono valide, se sono sincere, se sono vere, se sono state ottenute con metodi idonei oppure no. E quindi da questo punto di vista il sistema italiano dovrebbe, secondo me, fare una profonda revisione della revisione, lo diciamo sempre, ma in particolare dovrebbe affiancare gli avvocati come me e avvocatessa Gianna, che è qui in trasmissione, dovrebbe affiancare la Procura della Repubblica ad aiutare questi casi ad emergere, come, visto che il professore ha fatto riferimento al caso per esempio di Zancheddu, che è recentissimo, io vorrei fare un riferimento invece al caso di Barillà, che poi Stefano Zurlo, trasformato nel libro L'uomo sbagliato, mi sembra, che è poi diventato film, è stato ottenuto questo grande risultato, ma lo stesso Zancheddu, anche lui è stato aiutato dalla Procura di Cagliari, se non sbaglio, che è la dottoressa Nanni, che poi adesso è qua a Milano, che ha aiutato nelle indagini e ha ottenuto poi la fine di questo calvario giudiziario, di sé giudiziario. Il caso di Barillà è stata la Procura di Genova. Quindi è necessario che in questi casi intervenga una procura, non a dire il ricorso revisionale è inammissibile, ma a dire no, lo sosteniamo, aiutiamo con i mezzi che hanno ovviamente le procure, che sono diversi da quelli che hanno gli avvocati. Molto bene. Allora, io voglio ringraziare tutti voi per la vostra cortesia, il nostro tempo purtroppo è finito, però ho il piacere di ritrovarci presto per proseguire questa analisi sul senso stesso della confessione della verità, perché in effetti anche io avevo qualche domanda da porre, ma ahimè stasera purtroppo l'orario non mi ha aiutato. Comunque, professore, grazie per la sua cortesia. Grazie anche ai nostri co-conduttori, gli avvocati De Filippi e San Micheli, e ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a tutti. A tra poco. Salve. Grazie. Arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenz. E allora alle 19:36 minuti e 34 secondi il telefono è aperto 0292947222 se volete intervenire attraverso appunto la magnifica macchina ideata da Meucci, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso il WhatsApp o la Zap alle ore 19:36 minuti e 58 secondi, diciamo pure 19:37. Ce ne sono due di zappe sospese che non avevo fatto a tempo a leggere, eccole qua, momento che si caricano. Caro Antonino, scrive Fabio da Vercelli, mi spiace ma dissento completamente al direttore Magnaschi, non tanto per la bontà del provvedimento economico, ma per il solito refrain della sostituzione delle nascite autoctone con l'arrivo di più immigrati che per l'inciso anche loro una volta arrivati qui hanno un tasso di natalità che si abbassa. Seconda cosa, parlando di autonomia, perché gli esponenti della Lega che vanno in TV, invece di battere solo sul discorso che il paese sta andando male senza autonomia, non dicono anche che l'autonomia è su base volontaria e non imposta per legge? Questo perché in molti, soprattutto anche titillati da esponenti di Forza Italia, questa cosa non la sanno e propendono per il no. Grazie Fabio da Vercelli. Ancora Luigi da Treviso. Caro Magnaschi, si ascolti il dottor Pinkerle, neuropsichiatra infantile intervistato su questa radio proprio ieri e oggi da Giulio Cainarca, e scoprirà che è possibile avere una natalità più alta in Italia senza fare quello che invece suggerisce lei, che invece significherebbe la scomparsa degli italiani. Andiamo a vedere le ultime news. Medio Oriente, sull'ANSA, l'annuncio di Netanyahu sia la tregua in Libano. Blinken, la tregua aiuterà la fine della guerra a Gaza. Il G7, sosteniamo l'accordo per il cessate il fuoco in Libano. Media, i raid su Beirut, appunto, di oggi più intensi della guerra. La mobilitazione del 29 novembre, braccio di ferro sullo sciopero, Salvini firma la precettazione. I sindacati, ricorreremo. La Champions League, Slovan Bratislava Milan 1-1, live, Barseghian risponde a Pulisic. Non chiedetemi che cosa ho letto perché io, lo sapete, non sono appassionato di pallone, seguo solo la Vibonese giusto per il piacere di squadra paesana, anch'io vi saluto, voi nati da donna, di chi era? Di Sabba o di Ungaretti? Ma non mi ricordo più. Le pagelle dell'Europa, l'Italia promossa da lui e i suoi conti, le stime sono credibili, ok, al piano di rientro in 7 anni. Allora, andiamo a vedere il braccio di ferro sullo sciopero di venerdì e vediamo un po' che cosa batte l'ANSA. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, al termine della riunione con i sindacati, ha firmato le precettazioni dei lavoratori per lo sciopero di venerdì prossimo 29 di novembre. Andiamo adesso sull'ADN Kronos, perché dall'ADN apprendiamo che i sindacati impugneranno la decisione di Salvini. Sentite un po' qua. In vista dello sciopero di 8 ore proclamato per il 29 novembre, il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha firmato la precettazione. Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì, ha spiegato il leghista in un video. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, dice, scrive l'ADN Kronos, dice che sto limitando il diritto di sciopero. In 2 anni e poco più di governo, 949 scioperi effettuati in Italia. Diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani e l'impegno che mi sono preso, continua il ministro. La precettazione era stata annunciata in una nota del MIT al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali che ha visto la partecipazione del ministro. In 25 mesi di governo 1342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, di cui 518 proclamati e 374 effettuati a livello nazionale, più di uno sciopero al giorno. Esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute e al lavoro di tutti gli altri italiani, recita la nota del MIT citando Salvini, che aggiunge, guarda caso, di venerdì.
Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, dice all'ADN Cronos che impugneremo la precettazione presso le sedi opportune, faremo subito il ricorso. Leggeremo ovviamente la motivazione, ma eravamo preparati perché è il secondo anno consecutivo che il ministro Salvini precetta i trasporti durante uno sciopero di CGIL UIL. Noi non ci ricordiamo la stessa solerzia durante altri scioperi indetti da altri sindacati. Mi pare ci sia un tentativo di mettere in discussione il diritto allo sciopero e una corrispondenza fra la Commissione di garanzia e la politica che è preoccupante. Con la Commissione di garanzia che risponde agli input di un ministro che si preoccupa soltanto di ridurre gli spazi democratici in questo paese. Benedetto Iddio, permettetemi questa osservazione. Uno sciopero al giorno non è abbastanza come spazio democratico in questo paese. Comunque Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale della UIL, ha detto queste parole a margine dell'incontro, le ha dette all'ADN Cronos, a margine dell'incontro le politiche economiche e fiscali per lo sviluppo sostenibile dell'Italia alla Clubhouse Montecitorio, durante il quale è arrivata appunto notizia della precettazione firmata da Matteo Salvini. Veniamo invece alla tregua in Libano, siamo sull'Ansa. Stasera porto al gabinetto un accordo di tregua in Libano con Hezbollah. La durata di questo accordo dipenderà da ciò che succederà sul terreno, ha annunciato Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione. Con una comprensione totale tra Israele e Stati Uniti manteniamo la libertà militare completa in Libano, ha detto ancora Netanyahu nel discorso alla nazione. Quanto durerà il cessate il fuoco in Libano dipende da cosa succederà sul terreno. Se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo, ha aggiunto il Premier, sottolineando tuttavia che Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni. Joe Biden terrà poi un discorso sulla tregua in Libano tra circa un'ora alle 20:30 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca. Gli Stati Uniti stanno discutendo con i partner e le agenzie alleate se avere un ruolo di monitoraggio sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa. Dobbiamo capire quale ruolo avrà il Dipartimento della Difesa, ha detto ancora. Secondo la TV libanese Al Jadid, scrive ancora Lanza, anche il primo ministro libanese Najib Mikati annuncerà l'accordo di cessate il fuoco, esprimerà le sue osservazioni e approverà pubblicamente l'intesa. Secondo una fonte del governo libanese, la tregua tra Hezbollah e Israele entrerà in vigore domattina alle 10 ora locale, un'ora in meno in Italia, lo riferiscono i media libanesi. Hezbollah, trovandosi facendo, afferma che Israele vuole vendicarsi sui libanesi prima del cessate il fuoco. A dirlo un deputato di questo movimento, a poche ore da terrorista, movimento terrorista, ricordiamolo a chi ci ascolta, a poche ore dall'annuncio di tregua in Libano, mentre l'IDF, le forze armate di Israele, continuano a bombardare Beirut. Bene, con questo noi abbiamo terminato, sono le 19:44 e 46 secondi, noi chiudiamo questa puntata e ci diamo appuntamento a domani alle ore 18:05 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e la canzone con cui ci salutiamo stasera è degli Hot Chocolate, You Sexy Thing 1975 e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.